Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Allo stadio Zecchini, Grosseto e Torino si affrontano per la 13ª giornata di Serie B-Win. Grosseto falcidiato dalle indisponibilità, ben 6 giocatori out per il tecnico Francesco Moriero. Anche il Torino ha parecchie assenze, ma recupera in attacco il capitano Bianchi e cerca la seconda vittoria consecutiva dopo quella ottenuta con l'Ascoli. Arbitra Giancola Di Vasto, coadiuvato dagli assistenti Marrazzo di Tivoli e Longo di Paola. Subito in attacco la formazione di casa, il Grosseto che si va a vedere ed è Pratali che si fa rubare il tempo da Guidone che si porta la palla sulla destra, gran tiro ma fuori misura. Subito un pericolo per la difesa del Torino, vediamo l'errore di Pratali, Guidone bravo a recuperare lo spazio per andare al tiro ma poi calcia malamente da favorevole occasione. Al 12° minuto si vede il Torino e Sgrigna che ci prova una deviazione, poi il suo diagonale vede anche la deviazione del portiere Mangiapelo, non è così per l'arbitro ma vediamo dalle immagini del replay la deviazione del portiere del Grosseto. Grosseto in avanti, la palla mancata da Zavagno, la conclusione al volo da parte di Statelle ed è bravissimo Rubigno ad opporsi alla conclusione del giocatore del Grosseto, vediamo l'errore di Zavagno e il bel tiro di Statella, ma bravo Rubigno. Ancora Grosseto, buon momento, punizione di Allegretti e Freddi di testa manda alto da ottima posizione anticipando il compagno Alessandro che era dietro lui e poteva forse colpire meglio. Si vede il Torino nella finale di primo tempo, cross di Junco e Freddi anticipa tutti mandando sul fondo, anticipa prima Sgrigna e poi per poco non ci arriva Bianchi. Ed è proprio Sgrigna al 28°, punizione dal limite, Mangiapelo non si fida, respinge di pugno allontanando in questa occasione. Ancora il Torino, conclusione di De Vezze che trova lo spazio, lascia partire il gran tiro, si distende il portiere grossetano Mangiapelo mettendo nuovamente in calcio d'angolo, finisce così 0-0 il primo tempo. Avvio di ripresa, l'arbitro Giancola dà il via al secondo tempo, batte subito il Grosseto ed è proprio la formazione di casa a farsi per prima viva in attacco con l'inserimento di Vitiello, un tiro che non crea problemi comunque al portiere del Torino Rubigno. Al 7° è Statella ben lanciato sulla fascia destra, vince il contrasto con Okponna, entra in area di rigore ma poi va a concludere direttamente in porta. Quando al centro c'era Guidone libero, comunque Moriero è contento di questa azione. Il Torino al 20° scambio sul calcio d'angolo Sgrigna-Lazarevic e Sgrigna calcia alto di non molto sopra la traversa della porta toscana. Rivediamo l'azione nel replay con Sgrigna che conclude non molto alto sopra la traversa della porta toscana. Calcio d'angolo, esce il portiere Mangiapelo che si scontra con Pratali, 2 rimangono a terra, poi si riprenderanno nel replay. Vediamo la trattenuta di Freddi su Rolando Bianchi, tutto regolare comunque per il direttore di gara. Ancora Sgrigna che se ne va sulla sinistra per il Torino, vede apre sulla destra per Junco che manca l'aggancio, poi reclama il giocatore del Torino per un fallo di Mora. Rivediamo nell'azione, nel replay, che prima Junco manca il pallone poi viene travolto da Mora. Il Grosseto in attacco nel finale, Bonna va a liberare allo scadere, nulla di fatto perché poi c'è l'intervento in gioco pericoloso di Bondi che rivediamo viene sanzionato dal direttore di gara. Finisce così 0-0 tra Grosseto e Torino, un punto che serve a poco ad entrambe le squadre. Per il Torino primo pareggio esterno, per il Grosseto la possibilità invece di allungare la serie positiva casalinga.